Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra, questa è la 10ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella in cui la Roma Calcio 8 in maglia bianca con banda diagonale giallorossa ospita il Football Roma Nord in maglia blu. I ragazzi del presidente Villani vogliono rimanere aggrappati al treno che conta, quello playoff delle prime posizioni. Il Football Roma Nord non vuole invece scendere troppo verso quella seconda metà di classifica che Bonfiglio non vuole proprio vedere quest'anno. Saluti di rito a centrocampo, siamo in gran ritardo, non per colpa dei ragazzi in campo naturalmente. E quindi noi andiamo a leggere le formazioni, le liste dei convocati con i quali Mister Rossi per quanto riguarda la Roma Calcio 8 e Mister Loi per quanto riguarda il Football Roma Nord si presentano a questo appuntamento che taglia un primo traguardo, un primo step nella regular season di Serie A della Lega Calcio 8, 10ª giornata che rappresenta appunto un terzo del campionato regolare da disputare prima dei playoff. Roma Calcio 8 che schiera il numero 12 e Tirabassi in porta, Edoardo Tirabassi all'esordio, il numero 4 Cossu, 11 indelicato Lazzarini al numero 6, col 10 c'è Liotti, lo russo il 2, 3 Oliva, 8 Valerio Parroni, col 16 Klaus Seferi, col numero 5 Bannozzi, risponde il Football Roma Nord che in porta mette Riccardo Ortame in maglia numero 1, col 4 Luca Rocco Borrelli, col 2 Manuel Cosimi, 8 Andrea Eusepi, il centravanti al 9 Andrea Moretti, 15 Roberto Natalucci, Roberto Ricci ha il 7 col 10 Daniele Rossi che parte, crediamo, sì, dalla panchina, il numero 6 è Andrea Sacchi, David Veneziano, il numero 5, la gara nel frattempo è iniziata, il calcio d'avvio l'ha dato il Football Roma Nord che viene da un risultato pessimo qui alla Stella Azzurra. Partita persa 10-5, l'ultima in casa contro una Pisana di calciotto molto decisa nel colpire ed infierire sui ragazzi di Bonfiglio, che oggi cerca una reazione d'orgoglio da parte dei propri ragazzi, che stanno alternando buone prestazioni senza però riuscire a raccogliere risultati altrettanto piacevoli ad una serie di gare come quella per esempio contro la Pisana Calcio 8, dove la squadra è sembrata proprio non voler scendere in campo. Discorso simile per quanto riguarda la Roma Calcio 8 GSA, trafitta per 5 volte sempre qui alla Stella Azzurra nell'ultimo incontro dagli Hammers. Qui tenta subito di accendersi Klaus Seferi, inizio a 200 all'ora delle squadre. Lancio lungo che è tattica prediletta in questo avvio dal Football 8, fanno bene guardia quelli della Roma su Moretti e da centrocampo Valerio Parroni la tiene, appoggiando proprio a Seferi che vuole girargli attorno. Parroni sbaglia ma raccoglie il suo stesso errore, volendo poi dribblare Eusepi. Parroni con l'esterno, palla di ritorno sempre per il numero 8, con il piatto, ancora Parroni, il rinvio a pulire l'area di rigore da parte del numero 6 Andrea Sacchi, l'ex Pizza Boom Trastevere ed ex Football Roma Nord nella stagione 2014-2015. Torna nella difesa di Loi, che qui deve difendersi dall'assalto del solito Seferi. San tutti che è mancino, ma lui riesce lo stesso ad andare al cross a pochi centimetri dal tapin vincente, c'era indelicato. Se la ride, indelicato. Manca Trevisani, se non andiamo errati, nel Football Roma Nord. Raccoglie Moretti, appoggia lì vicino Cosimi. Aveva provato. Serve manforte naturalmente a Moretti lì nel cuore dell'area di rigore della Roma Calcio 8. È stato un po' troppo isolato anche nell'ultima gara, nonostante avesse segnato comunque 3 reti, uno dei migliori marcatori per ora della regular season. Eusepi, la palla finisce tra i piedi dei giocatori della Roma. Parroni, sale Parroni in verticale, forse trattenuto proprio da Eusepi, cede a Seferi, Klaus Seferi dalla fascia. C'è un assist, buono, Liotti, Parroni, Seferi, ancora Parroni, quindi Liotti, dialogo velocissimo della Roma, Liotti se la dimentica e allora ecco il Football 8, solo per un attimo, Liotti rimane in pressione offensiva la Roma che va al tiro, Ortame in 2 tempi la fa sua. Dicevamo della Roma che ha perso 5-3 contro gli Hammers nell'ultimo turno, sorpresa nel finale dalla gran grinta messa da Mellaro e compagni.
più netta era stata la sconfitta invece del Football Roma Nord. Qui eccesso di foga nell'attaccare per l'esterno sinistro del Football. Crediamo sia David Veneziano. Sacchi e Natalucci dietro a 2. Scusate, Sacchi e Borrelli, cioè Natalucci che compone il modulo a 4 a centrocampo. Occhio alle finte di Seferi che la lascia dentro. Ortame con un gran riflesso la mette in calcio d'angolo. A 200 all'ora le finte del capitano della Roma Calcio 8 DSA, Klaus Seferi, sicuramente il recordman di presenze per la squadra di Michele Villani, non solo in questa stagione. Calcio d'angolo, rasoterra, palla buttata fuori da quello che è l'esterno sinistro del Football, Roberto Ricci. Qui naturalmente il ripiegamento sul primo palo, il corner l'ha battuto corto la Roma Calcio 8 che va con Liotti, non trattiene sul primo palo Ortame, il gol del vantaggio dei giallorossi all'improvviso da azione sugli sviluppi da corner, 1-0. Moretti da Ricci, Natolucci, Football che non stava sicuramente giocando male, ha peccato in attenzione nell'occasione precedente. Manuel Cosimi, trattasi di un ex, è un giocatore che ne ha girate tante di squadre nella Lega Calcio 8, ricordiamo anche l'Eurobet Palermo, ma è sicuramente con la Roma che ricordiamo i suoi periodi migliori. Qui nel frattempo un grosso rischio, corso da Sacchi, solo calcio d'angolo sull'invito che era stato portato in essere da Valerio Indelicato. Liotti dalla bandierina, corto fuori per uno schema che prevede lo stop di Parroni. Seferi all'indietro, vediamo se la Roma saprà gestire meglio rispetto alla gara con gli Emmers il possesso del pallone su un'aggressione comunque continua da parte dei giocatori del Football 8 che qui sporcano un buon pallone con Natalucci, la gioca al volo dove Moretti stoppa, attenzione a Moretti, il tacco buono al limite, la raccoglie Cosimi, ancora da Andrea Moretti, il suo cross, è facile preda dei difensori della Roma, ma il Football 8 ora ha alzato il baricentro e riesce con Ricci a cambiare gioco, dove non ha problemi il numero 2 giallorosso, vale a dire Daniele Lorusso a far scorrere. Seferi, grandi giocate anche in difesa per lui, lancio col destro, non è il piede preferito, di testa all'indietro Borrelli, si fa anche apprezzare per questa progressione Borrelli, poi la palla è lasciata lì, allora lancio della Roma che cambia versante, Seferi è mal servito, allora occhio a Ricci, palla regalata allo Russo, Seferi, sempre Seferi, pressato, va giù un giocatore della Roma, c'è un tiro fuori di Ricci, Parroni chiedeva invano un calcio di punizione, nessuno se ne avvede. Lo Russo, non passa Liotti, allora Ricci, con l'esterno Eusepi, Natalucci, ancora Eusepi, controlla male Eusepi, gliela sottrae senza problemi, indelicato. Lo Russo, indietro. La Roma la gioca palla a terra, Eusepi è attento ed intercetta, raccoglie poi l'assist di un compagno, vorrebbe dare a Cosimi, anticipato nettamente però. Allora Parroni. Lancio di Parroni, controllo non facile ma ben indirizzato da parte di Indelicato che cade, non c'è fallo, continua a lottare, il numero 11 della Roma dal fondo, rientra sul destro, è il piede preferito, la dà a Liotti, l'autore del gol dell'1-0, fuori da Parroni che ci ha fatto sicuramente vedere cose migliori da quella posizione anche con la maglia del Checco dello Scapicollo vestita fino allo scorso anno. Natalucci e Borrelli, scusate. Sono simili come capigliature anche fisicamente visti dalla nostra postazione. Eusepi. Lungo, nessun problema per Edoardo Tirabassi. Parroni.
pressato Parroni, aggira facilmente un avversario, la dà a destra, ecco Seferi, sul destro Seferi, esterno della rete. Cartellino giallo per Ricci, forse per proteste. C'è Loi che vuole accompagnare i movimenti dei suoi giocatori cercando di centellinarne i metri percorsi in campo per non incorrere poi in problemi di natura di tenuta polmonare. Dall'altro lato Rossi cerca invece maggiori geometrie in una Roma calcio 8 che comunque occupa per ora molto bene gli spazi all'interno del terreno della Stella Azzurra, soprattutto qui in difesa dove funziona bene l'elastico che stanno mettendo in atto tra loro appunto i ragazzi che compongono la linea difensiva e quelli di metà campo. Qui Sacchi, occhio da dietro, arriva il numero 5 giallorosso, trattasi di Vannozzi, palla colpevolmente però lasciata male lì a Lore Eusebi, va da Moretti, non riesce il cross, fallo laterale. Era tornato molto velocemente Vannozzi. Rimessa laterale effettuata, Sacchi, la palla di ritorno per Cosimi, si lascia superare dalla sfera, poi la crossa, comunque Roma molto brava ad uscirne. Ecco Liotti, ha segnato l'1-0, entra in area per il secondo e invece un assist, e non riescono quelli del Football 8 a chiudere la strada della rete a Klaus Seferi, gol da assegnare comunque a metà a Liotti, 2-0 Roma. Moretti nelle insolite vesti di leader carismatico insieme a Ricci chiede alla squadra del Football 8 Roma Nord di rimanere compatta. Eusebi tira nel frattempo da centrocampo, tira bassi, non la blocca. Moretti va in pressing altissimo su un avversario, il numero 4 della Roma Cossu. La squadra di Loi tiene in parte il pallino del gioco, ma non è efficace quanto la Roma quando deve attaccare. Qui Moretti si fa largo tra tre avversari, spara su tirabassi, viene riservito. Poi dalla Roma Moretti la palla attraversa tutta l'area di rigore, ci prova e come il Football 8. Cossu, gli chiamano un lancio lunghissimo dalle parti di Indelicato, lui lo sente, gliela mette sul petto, poi Parroni. Di prima, palla in faccia a Liotti, rimpallo che sfavorisce Eusebi, la fa carambolare su un avversario, batte velocemente la rimessa laterale del Football 8 Roma Nord, quando siamo quasi giunti alla prima metà della prima frazione, sotto 2-0 contro la Roma Calcio 8, occhio però a Moretti, tira bassi con un gran riflesso e soprattutto con braccia forti sul destro potente del numero 9. La Roma nel frattempo fa vedere come dalle azioni difensive sia facile ribaltare il terreno di gioco con un paio di tocchi, eccedendo forse, come in questo caso, dove Tirabassi viene costretto al rinvio, va a lottare Indelicato, la prende nettamente con la mano. È comunque regola del vantaggio, fa segno l'arbitro sotto la nostra postazione. Ricci con lo stop è elusivo su Parroni, allora Eusebi lì vicino, servito nel cerchio di centrocampo, Andrea Eusebi. Va da Cosimi, la palla torna ancora all'ex Venere in bikini ad Eurobet Palermo, cambio lunghissimo di fronte sulla sinistra, quindi Andrea Moretti lascia lì ad Eusebi rasoterra, la tiene lì, tira bassi, ma il Football 8 Roma Nord è già al terzo squillo consecutivo dal momento dell'aver subito il gol del 2-0. Punizione per ora severa per quelli di Loi che non stanno assolutamente demeritando ma soffrono la maggior prestanza in campo per ora di quelli della Roma Calcio 8, più sicuri nelle loro giocate davanti. Seferi, l'uomo della sicurezza, infatti va dentro, c'è un giocatore che cade a terra, è Liotti e c'è calcio di rigore per la Roma Calcio 8. È andato a prendersi il pallone, poi sfuggito Klaus Seferi. Va il capitano. Seferi contro Ortame. La partita potrebbe prendere una piega ben decisa ora. Klaus Seferi contro Riccardo Ortame.
parte Seferi. Seferi, Ortame azzecca l'angolo, ma non può prenderla, ad incrociare il mancino di Seferi. 3-0 per la Roma Calcio 8, punteggio per ora severo contro il Football 8, che ha chiesto anche un time out. Piccola pausa per noi quindi. È pensieroso e come Moretti nel cerchio di centrocampo sembra voler riflettere sul da farsi. Si sta chiedendo probabilmente cosa non vada nel Football 8 Roma Nord, anche perché fino ad un certo punto del campo, dell'azione, della gara in generale, la squadra di Loi sembra esprimersi con una logica abbastanza ferrea nel voler tenere un possesso di palla basso che poi naturalmente converga nelle grandi qualità realizzative del proprio centravanti, salvo tante volte perdere contatto con la gara, non essere capace a ribaltare a proprio favore una serie di episodi. Questo sta accadendo per ora contro una Roma Calcio 8, invece squadra come non mai. Tutti i motivi, uniti naturalmente al gran talento dei giocatori in campo, che ci stanno per ora regalando qui dalla Stella Azzurra nella 10ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, un 3-0 per la Roma. Moretti va, c'è una doppia deviazione, prima del muro, poi di Parroni, calcio d'angolo per il Football 8 Roma Nord. La Roma chiama marcature attente in area di rigore. È teso il corner, Moretti la tocca e non riesce da quest'altra parte Sacchi a metterla dentro. Tirabassi, portiere all'esordio nella Roma Calcio 8 con l'infortunio corso a Goletti per l'intervento di Barbarella in Cotton Club Roma Calcio 8, la presenza di Lazzarini e poi contro gli Hammers è rimasta l'unica da titolare per l'estremo difensore, il secondo estremo difensore della rosa di Michele Villani allenata da Roberto Rossi. Football 8 Roma Nord ha anch'esso due portieri di assoluto affidamento, Riccardo Ortame e Marco Caterini. Oggi Ortame in porta. Nell'ultima contro la Pisana avevamo invece visto incassare 10 reti a Caterini. Non gli era mai capitato nella sua lunga militanza in Serie A. Arriva Cosimi, impressione sui suoi ex compagni a tutti gli effetti. Ancora Cosimi, li accompagna fin dentro l'area di rigore, ma la Roma è brava a stanare il Football 8, ad andare da Seferi. Liotti a destra, può tenerla lui. Ecco Liotti, ancora andare da Klaus Seferi, si invola come al solito sulla fascia di competenza. Il giocatore dal talento cristallino, la appoggia a Liotti. Liotti è pressato, appoggia fuori per un destro che parte e va comunque alla destra del palo. Da parte di Cossu. Eusepi. Moretti. Eusepi. Ha provato, c'è stata la deviazione. Calcio d'angolo quindi per il Football 8. Traiettoria arcuata sul secondo palo. Tirabassi la chiama dopo il tocco di testa di Sacchi, finta il rinvio lungo, poi va corto con la Roma che come al solito cambia fronte dopo il rinvio del portiere. Stavolta è imperfetto Seferi nel controllo, non gliela perdona Ricci, che di tacco poi addirittura riesce ad andare da Natalucci. Moretti, ringhiano però su di lui, molto bene. Cossu che può allargare, occhio a Seferi, solito andamento dinoccolato di Seferi, le finte, palla incollata al piede, è velocissimo, se la porta fino alla linea di fondo, chiama una trattenuta che non c'è, protestando in maniera civile con l'arbitro. Allora Ricci, Sacchi, anzi scusate, Cosimi, che può spingere, viene messo a terra, calcio di punizione. È entrato Daniele Rossi nel frattempo. Lascia a Daniele Rossi l'incombenza del calcio di punizione Cosimi. Rossi a giro, c'è lo stacco aereo di Moretti.
nulla di fatto, rimessa dal fondo semplice per la Roma Calcio 8 GSA di Michele Villani. La fascia destra è il terreno di caccia di Seferi, un po' della Roma in generale, anche se qui viene malamente perso il pallone. Cosimi dopo Rossi, poi Eusepi, da Moretti, ancora Eusepi, dal limite dell'area, la lascia lì, Rossi il sinistro, deviato, poi palla sul palo, carambola incredibile, ancora lì, occasione persa dal Footballate in maniera davvero strana davanti alla porta. Un pizzico di sfortuna per i ragazzi di Alberto Loi, mista tanta imprecisione in questo caso, esce Ortame che vuole andare al rinvio immediato, Moretti di testa, serve Cosimi che non può arrivare, buona comunque l'idea di voler velocizzare l'azione, secondo Manuel Cosimi. Il petto di Seferi che gioca a tutto campo, Valerio Parroni, rieccolo, è Liotti che tira, palla alta, Ortame. Ad una manciata di minuti dal termine della prima frazione, da Cosimi che di testa va indietro da Borrelli, quindi Natalucci. Eusepi. Il sinistro è molto intelligente ed anche preciso, quindi Moretti, che cambia di nuovo fronte dall'altra parte. Troppo arzigogolata quest'idea di Moretti. Non c'è stata, anzi sì, una deviazione, quindi il numero 4 del Footballate Borrelli a battere, poi raccoglie Natalucci che da lì può anche calciare, lascia andare la gamba col corpo tutto all'indietro e si vede Natalucci che ci ha sicuramente deliziato con altri tiri da quella posizione. Si delizia con un grande stop Liotti, Borrelli ci crede, Liotti ritorna, Seferi. Scusate, ora era Seferi, Rossi, dialogo con un compagno che finisce poi a sinistra ed eccolo il gol che riapre la gara, meritato da parte del Footballate Roma Nord a chiudere una buona azione, tutta palla a terra, è Manuel Cosimi, 1-3. Dalla sinistra era arrivato un buon cross, anche Daniele Rossi è un ex all'interno di questa gara. Cosimi va da Eusepi, la palla a Moretti, prova ad arrivare Rossi, si impegna Eusepi, la posizione laterale, Daniele Rossi va giù, occasione che rimane buona per il Footballate fino al brutto errore di Borrelli, torna Parroni, gran regia la sua con lancio lungo, Ortame si impegna e la tiene bene inchiodandola a terra sul cross di Seferi ed offrendo la chance ad Eusepi di servire. Daniele Rossi va da Manuel Cosimi, ha due uomini su di sé, Cosimi ragiona infatti sul retropassaggio che vede coinvolto ancora una volta Natalucci, Andrea Eusepi, occhio ad Eusepi, il suo sinistro, la Roma tra le sue vittime preferite nella Serie A della Lega Calcio 8, chiama ora un time out per riordinare le idee, mister Rossi della Roma sul 3-1 per i suoi. Sotto 3-1 il Footballate Roma Nord contro una Roma Calcio 8 cinica e ben messa in campo da mister Rossi che merita sicuramente la vittoria che per ora sta maturando, sicuramente però che non meritava un punteggio così largo a proprio sfavore del Footballate che è rientrato a tutti gli effetti in gara ma deve stare molto attento a Liotti che sale. Liotti è pressato da due uomini, se la porta infatti larga sulla fascia dove alla fine Natalucci riesce nell'intento, palla guadagnata, si va da Borrelli, Natalucci. Eusepi gli lascia spazio per avanzare, Eusepi se lo prende tutto e va da Cosimi, cambio di fronte, poi l'assist ancora fuori, Eusepi, tiro dalla gran distanza, ci ha messo la testa a Rossi all'altezza del secondo palo, era una buona occasione. Liotti viene incontro, è molto bravo nell'andare da Parroni, ringhia lì nei pressi, Eusepi, bravo davvero nella fase di interdizione oggi. Calcio di punizione poi, perché il fallo l'ha commesso indelicato secondo l'arbitro.
Natalucci non opta per la conclusione diretta, ma batte velocemente. Dialogo Rossi e Eusepi. Poi Rossi messo un po' in difficoltà. Liotti se ne va, Rossi lo mette a terra. L'arbitro non fischia, si prosegue a giocare. Natalucci. Rossi, cuce gioco basso, poi varca la metà campo. Vuole allargare, lo fa bene sulla fascia mancina. Eusepi di prima, David Veneziano, il tiro che sibila vicino il piede di Moretti, che chiama il calcio d'angolo. Cosimi dice di indelicato di confessare all'arbitro di averla toccata, dalla nostra postazione non ci è sembrato. Pressione alta di Cosimi, Parroni, Liotti la lascia lì, allora Natalucci, Rossi, Moretti, Eusepi, da fuori il tiro, parato in qualche modo qui dal portiere della Roma Tirabassi. Conclusione dall'altra parte invece, che finisce alta, Ortame, lungo lancio, Moretti era andato a staccare, il possesso è della Roma, ma il pallone è regalato di nuovo all'estremo difensore del Football 8. Atteggiamento conservativo da parte dei giallorossi, che sta comunque fornendo tante occasioni ai ragazzi di Loi, anche se qui Indelicato se ne va con una grandissima giocata, prova a servire dentro lo russo, duplice fischio dell'arbitro, e 3-1 per la Roma contro il Football 8 Roma Nord al termine del primo tempo. Daniele Rossi se la ride con Klaus Seferi, nel cerchio di centrocampo si abbracciano i due, che sono grandi amici e protagonisti di questa Serie A della Lega Calciotto da tanti e tanti anni. Stiamo assistendo davvero a una bella sfida tra Roma Calciotto GSA e Football 8 Roma Nord. Sono diversi i motivi di classifica che alimentano l'evolversi della stagione di queste due squadre, entrambe comunque vogliose di primeggiare, ma per ora c'è una Roma Calciotto avanti nel punteggio, un Football 8 forse avanti nel gioco, poco capace poi di concretizzare. Qui ci prova con Rossi, la bella palla per Eusepi, l'assist dall'altra parte è troppo lungo per Cosimi, che si sta impegnando tanto contro la sua ex squadra. Ci sono tanti ex, dobbiamo dire, da ambo i lati in campo. Prestazione gagliarda di quelli di Roberto Rossi nella prima frazione, perché non è facile tenere botta fisicamente a un Football 8 Roma Nord, sempre abilissimo nel pressare alto, squadra di Loi che però se pressa alta finisce per avere troppa foga, e a tratti si è visto. Qui Parroni va indietro, Parroni, quindi sotto la nostra postazione dal numero 3 Oliva. Ecco Oliva che tira, tentativo pretenzioso, palla larga e di molto. Ortame, la chiamata Moretti, in terzo tempo prova a saltare, ma Cossu su di lui è perfetto oggi. Si danno il 5-2, è un gran duello quello. È un gran duello per adesso quello tra Cossu, difensore centrale della Roma Calcio a 8, e Moretti, il centravanti del Football 8 Roma Nord. Non facciamo fatica a dire che stia vincendo il difensore in numero porca miseria, scusate, in maglia numero 4 della squadra di Roberto Rossi. Borrelli, Natalucci, sale Natalucci, il sinistro in verticale, veniva incontro Moretti. Gran bel duello quello tra Moretti e Cossu, il difensore della Roma Calcio 8. Sta dicendo davvero la sua contro uno dei centravanti più temibili della Lega. A proposito di giocatori temibili, qui c'è Seferi che si impegna ma non la tiene in campo sotto la nostra postazione, la dà al giocatore del Football 8 pronto a battere, Eusepi, che da lì segnò un gol straordinario con la maglia della Venere in bikini proprio contro la Roma, proprio su un fallo laterale. Sono cambiati i tempi, questo pallone non si è nemmeno alzato. Oliva, Seferi, fallo laterale per la Roma. Oliva raccoglie l'appoggio del compagno e gira indietro direttamente da Tirabassi. Ha rinviato malissimo Tirabassi. Rossi si è addormentato sulla pressione di Valerio Parroni, suo avversario già ai tempi del Checco dello Scapicollo. Il brevilineo Parroni da un compagno che ha le idee chiare nell'andare in verticale, ma nessuno della Roma seguiva nelle vesti di centravanti questa azione.
Rossi col tacco, la palla che passa, tira bassi, Oliva. Ancora Oliva. Parroni indica la via da seguire ai compagni di squadra, chi lo seguono e come, qui incaponendosi forse troppo, infatti Eusepi l'ha recuperata, c'è Cosimi da quel lato. Occhio Cosimi può dare da Daniele Rossi, il sinistro di Rossi a 1 centimetro dall'incrocio dei pali, il tiro del 10. Ha provato il piazzato con quel mancino lì, Rossi anche con spazio per prendere la mira stavolta, sempre Daniele Rossi, è buono davvero il suo ingresso oggi in campo per il Football 8, preciso, e con la classe che gli conosciamo da anni, Moretti dalla media distanza prova a ritagliarsi lo spazio, poi appoggia un compagno che accorre per il cross, da fuori Natalucci, il tiro è strozzato, ma il Football 8 Roma Nord continua a premere sull'acceleratore, la Roma Calcio 8 rischia ma non troppo. Tira bassi, col petto, Borrelli, Rossi di prima intenzione, bene, da Eusepi che calcia, tira bassi, la tiene lì, altra occasione in un avvio di ripresa a 100 all'ora per il Football 8. Oliva, Seferi, servito Seferi, Baliotti, l'intervento di Natalucci, palla e piede. Fallo laterale per la Roma, va a chiedere scusa sportivamente Natalucci, è un altro grande protagonista che da anni sfida Seferi e tanti altri campioni. Oliva si impegna ma non la può tenere sul tacco lezioso di Klaus. Si applica non poco in copertura oggi Seferi. Ad alta voce Cossu chiama tutti i compagni, ha una gran concentrazione. Rossi con spazio, sale, va col piatto, attenzione a Moretti, sbatte contro un avversario Moretti, allora Seferi se la allunga e mette la terza, anzi la quarta, Seferi in mezzo a 3, gli chiamano fallo, il fallo laterale è invece per il Football 8, Moretti, la palla gli è toccata, allora Parroni, Moretti la pressione su di lui, l'arbitro non fischia. Allora Eusepi dalla gran distanza prova il tiro con la faccia, tira bassi e poi il tapin vincente, ancora lui, la doppietta di Manuel Cosimi, la gara è riaperta 2-3 del Football 8 Roma Nord, grandi proteste della Roma. Guarda bene, sveglio, Le proteste civili di Parroni un po' meno da parte di Klaus Seferi, molto arrabbiato per quel fallo laterale che non gli è stato dato e per un altro intervento falloso probabilmente di Moretti proprio su Parroni. Football 8 che a tutti gli effetti, comunque con merito, rientra in gara per aver attaccato a testa bassa indipendentemente dal punteggio sfavorevole di 3-0 che stava subendo nel primo tempo. Qui ancora Eusepi, rigenerato da Moretti che non riesce a girarsi, poi Eusepi calcia contro un avversario, ma il Football 8 continua ad attaccare col piede sull'acceleratore. Cosimi, esterno da Natalucci, di prima dentro Moretti, forse toccato, per l'arbitro tutto regolare, poi contrasto molto energico da parte di Cosimi, altro tiro dalla distanza, il palo a dire di no, Roberto Natalucci improvvisa la sua conclusione col destro, avevamo detto nel primo tempo che quel paio di conclusioni davvero sbilenche erano quello che forse di peggio ci aveva fatto vedere Natalucci, invece in possesso di doti balistiche che non sono da difensore. Eusepi, la Roma prova a riorganizzarsi e a rimettere in campo una logica di squadra con Seferi, gliela sradicano in qualche modo, quindi Eusepi, occhio ad Eusepi, a destra Borrelli, poi Cosimi la tiene, tira bassi. Ha sulla coscienza sicuramente il tapin di Cosimi, è stato propiziato da un suo intervento di gola. Liotti la lascia scorrere, è impreciso il servizio per lui, è impreciso anche stavolta il Football 8 in uscita. Allora la Roma
col primo tiro della ripresa, Urtame senza problemi a terra. Urtame la dà lunga, Cosimi la fa proseguire su Moretti, nettamente messo giù, stavolta da Cossu che chiede scusa e rialza il centravanti del Football 8. La punizione è battuta velocemente, attenzione ad Eusepi che riesce a liberare Moretti dal limite, il tiro è contrato, poi attenzione ancora al rimpallo, pericolosissimo e di testa! Ci ha creduto, è rimasto lì in zona il numero 4 del Football 8 Roma Nord, Borrelli, che era andato avanti aspettandosi forse un cross su punizione, vale il 3-3 del Football 8 che pareggia sotto di 3 reti. Nessuno aveva probabilmente chiamato la distanza e l'arbitro nel frattempo va a spiegare qualcosa a Parroni. Il Football 8 ha battuto velocemente, sorprendendo anche noi. Vuole più attenzione Parroni. Loi vuole serenità dai suoi che di verve ne stanno mettendo tantissima. Con Foga che talvolta eccede. E vediamo qui nel frattempo il fischio dell'arbitro. Fallo subito da Parroni. Parroni a giro, Urtame era preoccupato, infatti deve metterci tutte e due le mani. La Roma rimane lì, con Liotti, il tiro, doppio rimpallo, calcio d'angolo. Non era Liotti. La Roma col gioco a due, veloce da calcio d'angolo. Il Futtoletto un po' sorpreso allora da fuori, attendeva Parroni, ma l'anticipo è secco da parte del Futtoletto. Il contropiede che si distende con Rossi che va da Andrea Moretti, Moretti la tiene. Attenzione a Moretti che va dietro, non ha ancora segnato oggi Moretti, 2 gol di Cosimi che qui lascia però. Campo aperto alla Roma, Seferi se ne va, il destro, Urtame bravissimo, ancora Seferi sul pallone, Seferi la porta è vuota, il palo incredibile. La partita si è accesa, è davvero molto bella, merito del Futtoletto che ha saputo credere sotto di 3 reti e qui spinge con Moretti. Non c'è deviazione sul suo tiro sul primo palo, un grido sovrumano, bestiale quello di Moretti, è stato lo stesso quello di Seferi dall'altra parte che si era proposto alla grande e poi è stato sfortunatissimo a cogliere il palo a porta vuota. Cossu, Oliva. Cossu. Scambia col laterale sinistro e poi va dal laterale destro, che è Oliva. Trovato Liotti, che grande idea, il tiro non è potentissimo, è soprattutto molto centrale, nessun problema per Urtame. Natalucci, Borrelli, Eusepi. Il capitano del Futtoletto Roma Nord cerca l'assistenza di Moretti, che però gli si para di fronte troppo lentamente, fallo laterale Futtoletto. Altro time out chiesto da Loi sul 3-3. Fallo laterale per il Football 8 Roma Nord, siamo giunti oltre la metà della seconda frazione, 10ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, una partita assolutamente a due facce che ha visto la Roma Calcio 8 GSA portarsi avanti meritatamente per 3-0 in una frangente di gioco che probabilmente vedeva punito troppo severamente un Football 8 Roma Nord che non ha fatto assolutamente una piega, ha continuato ad attaccare a testa bassa, a pressare anche con senno come chiesto da Loi senza eccedere troppo, lasciando spazio ai contropiedi della Roma, premiato in tutto e per tutto in una rimonta che per ora è meritata. 3-3 il parziale, calcio di punizione però per la Roma. Cossu vuole un Parroni più calmo. Moro, grida Urtame, ce l'ha con Moretti. Moretti infatti compone la barriera a 2 con Ricci, l'arbitro ne rettifica la distanza. Vuole andare Parroni. Secco contro il fondo schiena di Moretti. Colpo di testa della Roma che alimenta, scoprendosi però
Occhio al contropiede del Footballate, occhio all'assist di Ricci. A destra entra ancora Cosimi e poi manca l'appuntamento con la rete Moretti. Fallo laterale, nel frattempo vuole dare una mano qui nei pressi Borrelli, che ha segnato il gol del 3-3. E batte ora la rimessa verso il proprio capitano Andrea Eusepi. Borrelli. Seferi si è prodigato molto in fase di copertura, qui è uno dei tanti palloni da lui recuperato. Ortame in uscita su Liotti, tempestivo ed attento l'estremo difensore di Loi. Lorus. Seferi, come al solito assaltato da due uomini. Seferi se li porta dietro tutti e due dalla linea di fondo. Seferi se l'è portata fuori, un'altra giocata da urlo del 16 però. Si arrabbia naturalmente Seferi, sta vivendo alla grande la gara, ha limato in tutto e per tutto i suoi limiti caratteriali che lo vedevano protestare in maniera talvolta violenta e volgare all'indirizzo dei direttori di gara, cosa che gli ha fatto prendere tante giornate di squalifica. Negli anni passati è un Klaus Seferi diverso, con le stimmate da leader vero di questa Roma. Il lancio lungo si chiama uomo da solo Lorusso, che poi la mette in fallo laterale, lo batterà Borrelli. Borrelli la batte da Natalucci. Dall'altro lato si è abbassato Manuel Cosimi, doppietta per lui. Eusepi. Fortissimo di lato da Cosimi, era Sacchi prima, scusate. Tirabassi, portiere di oggi della Roma Calcio 8. Lancio dove è facile per i fisici difensori del Footballate anticipare, poi Ricci ha fischiato fallo di posizione. L'arbitro dall'altra parte dice che furbescamente c'è un giocatore del Footballate che si è aiutato spingendo con entrambe le braccia. Ecco ancora la Roma rischiare andando da Tirabassi, che quasi perde l'equilibrio, poi lo recupera lanciando in avanti, anticipo secco da dietro dei difensori di Loi. Eusepi giostra in mezzo al campo andando da Cosimi. Cosimi non passa, fallo laterale Roma. Battuto il fallo laterale, Seferi dalla gran distanza, tiro deviato, pulisce l'area mandandola direttamente nel campo di calcetto Borrelli. E campo di calcetto che restituisce, no, carambola incredibile contro, davvero incredibile, contro la parte alta della rete. Finisce sul campo di calcetto dall'altra parte. Seferi. Tocco, palla fuori. Fallo laterale. Si lamenta la Roma al limite dell'area, ma è tutto regolare, con Sacchi che gioca su Eusepi. Provava ad andare ficcante col filtrante per Moretti, che agisce molto largo rispetto al solito. Non c'è riuscito. Allora Natalucci. Non la tiene in campo Borrelli. Lorusso, che aveva profetizzato l'errore di Natalucci, va da Seferi. In verticale, attenzione ad Indelicato, Indelicato al limite, gli si frappone Natalucci. Poi Cosimi ha fretta di far correre Ricci, Cossu in anticipo regolare, Indelicato la mette fuori e fallo laterale per il Footballate Roma Nord, con la Roma un po' scoperta ed Eusepi che giostra in mezzo al campo. I ritmi sono molto alti, è un pari che scontenterebbe entrambe. Allora il sinistro, ci ha provato Ricci, palla alta. Loi chiama spesso in azione Moretti. Il rinvio di Tirabassi finisce dal proprio omologo. Ortame, Ricci, un buon lasciapassare a Moretti. La sovrapposizione di Borrelli, è un cross così e così. Quindi Parroni. La chiamano in tanti qui sulla fascia. È salito bene Lorusso, lo ha anticipato Seferi. Lo slalom di Seferi al limite col sinistro. La palla va fuori per la disperazione del 16. Travolgente quando riesce a convergere, inizia a correre quando gli altri cominciano a camminare. Questo è Klaus Seferi, oggi con la fascia da capitano della Roma Calcio 8 sul braccio sinistro, una responsabilità in più, non vuole questo pari, vuole assolutamente portare a casa per i propri colori la vittoria, vuole far lo stesso Natalucci, che va più vicino alla trasformazione rugbistica che al gol sotto la traversa.
La grinta di Loi che partecipa in maniera indefessa alle azioni dei suoi, che chiudono bene qui con Sacchi. Palla in verticale, la controlla Moretti, movimento da attaccante vero che riesce a liberare da quest'altra parte Roberto Ricci, poi al limite il destro di Eusebi, clamorosamente ciccato. Gli ha ceduto la gamba d'appoggio al momento propizio. Seferi da quest'altra parte con l'assist illuminante per Liotti in area. Ortame, ancora Roma, doppia occasione, lo russo, palla dentro, rimpallo, Liotti, cade il football 8, riesce a liberare. Eusebi, Moretti la controlla, non è in formissima oggi Moretti, si lascia sfuggire tanti palloni, uno di questi raccolto ora, scusate, da Parroni, quindi Liotti, la Veronica va giù, calcio di punizione dal limite. Non l'intervento quando è caduto Liotti, uno precedente fischiato a Natalucci, qualche metro indietro rispetto al limite dell'area di rigore, siamo a 3 metri circa dal limite dell'area di rigore difesa da Ortame. Scusate, ma il freddo, 2 partite consecutive si fanno sentire anche qui in torretta. Due opzioni mica male per la Roma. Quattro in barriera per il Football 8 Roma Nord. Due opzioni mica male per la Roma calcio a 8. Si allontana Klaus Seferi. Sta per partire Valerio Parroni. Secco Parroni contro la barriera, ben disposta da Riccardo Ortame. È lo stesso Seferi che vuole battere come al solito corto il calcio d'angolo. C'è Liotti, occhio a Liotti che converge bene ma è costretto a tornare dall'ultimo uomo che è Cossu, palla dentro, Ortame l'accompagna con lo sguardo saltando oltre gli attaccanti della Roma, rinvia velocemente in avanti verso Ricci, anticipato, secco da Cossu che gli dà almeno 15 cm, allora Borrelli indietro, si ricomincia dall'ultimo uomo che è Roberto Natalucci, quindi Eusebi che ha avuto sul piede la palla del 4-3 qualche minuto fa. Di nuovo il capitano del Football 8 con un buon lancio stavolta per Sacchi, lotta come un leone Sacchi, nulla da fare, rimessa laterale per la Roma. Loi vuole un pressing organico, una squadra corta che qui si scopre però sulla fascia, allora lo russo sfida Ricci, sicuramente più bravo a proporre che a contenere, ma lo russo se ne dimentica regalando palla agli avversari, quindi Cosimi è pressato, è un po' chiuso, un giocatore della sua esperienza, sa sempre dove andare. Va da Ortame, lui l'ultimo a toccare, se non c'è fallo deve essere calcio d'angolo, no, rimessa dal fondo, non l'ha toccata Cosimi, quindi Borrelli. Eusebi, stavolta col sinistro, la spizzica col tacco Moretti, palla che finisce tra le braccia del portiere, lancio immediato. Roma che si propone, doppio colpo di testa, quindi Parroni accompagna lo russo, c'è Seferi tutto solo, Seferi contro Ortame che protegge bene il palo e calcia anche il palo. Lo stesso Seferi vuole invece la soluzione diretta, stavolta è un lungo cross sul secondo palo, la palla è rimessa in mezzo, il colpo di testa, telefonato tra le braccia di Ortame, ma era una buona occasione. Anche quest'altra che sfuma per il Football 8, rinvio precipitoso dell'estremo difensore. Si lamentano quelli della Roma, la rimessa è per il Football 8, Sacchi da Ricci, Ricci in verticale, vuole lottare Moretti, fino incontro al portiere che ha alzato la gamba, Moretti se la va a prendere con tirabassi.
Gli arbitri riescono a calmare la piccola discussione nata tra Moretti e Tirabassi quando la Roma con una rimessa laterale prova ancora ad entrare nell'area del Football 8. Parroni, assist del tutto sbagliato allora Ricci. Moretti che può correre, ce l'ha sul mancino, lo rimontano, tira sul primo palo Moretti con Cosimi tutto solo in area. Il rinvio di Tirabassi, lungo, dove stacca Sacchi. Giuseppi pensa al tiro, Tirabassi stavolta la tiene senza problemi. Seferi riesce a far andare un compagno sulla fascia, il rimpallo non premia, è indelicato, Sacchi vorrebbe velocemente un pallone, deve attenderlo da Natalucci. Sacchi, Borrelli, costretto all'errore dalla pressione di Liotti. Rimessa laterale Roma. Seferi si propone, cerca invece lungo Liotti lo russo, ha ragione perché Liotti riesce a dare a Parroni l'assist ad indelicato ancora Ortame. Gran prestazione del portiere del Football 8 che si prende anche i complimenti di Borrelli. Il corner è battuto ancora velocemente dalla Roma con Liotti al lato corto dell'area. Il tiro improvviso e stavolta sul primo palo è beffato Ortame, la Roma calcia 8. Torna avanti, ancora lui, ancora Liotti, colui il quale l'aveva aperta, prova a chiuderla, 4-3. Giuseppi, Moretti. Ha provato col doppio palleggio, campanile alzato dalla Roma che proprio nel recupero ha trovato il gol del 4-3 e qui deve difendersi. Rossi dal fondo col destro, la palla è toccata ancora Ricci, Tirabassi l'aveva salvata e poi Parroni la porta lui, c'è Seferi, il turbo di Seferi, le sue finte, Natalucci però non ci casca stavolta e vuole andare veloce l'1-2 che si chiude con Ricci, ancora passaggio di Natalucci, Ricci dentro, Moretti, doppio tocco della Roma, partita che si gioca a 200 all'ora sino al termine. Il Football 8 Roma Nord vuole andare a riprendersi un pari che sembrava essere già suo dopo una grande rimonta. Allora Cosimi, Sacchi, la Roma pressa comunque, vuole togliere la chance dell'ultimo possesso al Football 8. Ricci l'ha giocata troppo precipitosamente, allora Ortame. Il lancio di Ortame, il rinvio della Roma, squadre lunghissime, Seferi ne può approfittare. Occhio al 16 della Roma, occhio a Klaus Seferi, a 1 centimetro dal 5-3. Ortame, ma non c'è più tempo, triplice fischio del direttore di gara. Fuori tempo massimo, la Roma calcio 8 si prende una vittoria che sembrava definitivamente essergli scivolata via battendo 4-3, un orgoglioso e tenace Football 8 Roma Nord grazie alla rete di Liotti.